Siamo in collegamento con Elisabetta Posiol, direttora regionale Special Olympics. Innanzitutto, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, a distanza di 9 anni torna al Lido di Venezia Play the Games, organizzato da Special Olympics. Innanzitutto, in che cosa consiste questo evento? Allora, diciamo innanzitutto che Special Olympics è un movimento internazionale che si rivolge alle persone con disabilità intellettiva e alle loro famiglie. L'obiettivo di Special Olympics è quello di far sì che attraverso lo sport questi ragazzi, questi atleti imparino ad essere sempre più sicuri di sé per acquistare più autonomia personale, essere maggiormente quindi inseriti nella società e poi tutto quello che sta allo sport, quindi prevenzione, star bene, stare insieme agli altri, inclusione e così via. Quello che noi faremo quest'anno è un po' diverso da quello che abbiamo fatto nel 2014. Nel 2014 erano giochi nazionali, avevamo 1300 atleti e avevamo coinvolto anche Venezia Centro Storico, la Giudecca, oltre che al Lido. Quest'anno siamo soltanto al Lido ed è un evento che viene chiamato Play the Games. Viene chiamato così perché in realtà quest'anno è l'anno dei mondiali, noi abbiamo dei mondiali estivi a Berlino, i nostri atleti partiranno già lunedì e quindi non abbiamo la forza di organizzare un gioco nazionale, ma facciamo tanti piccoli giochi in tutta Italia. Quest'anno ne abbiamo fatti 17, il nostro è il penultimo e sono giochi che hanno anche una valenza nazionale per alcuni sport. Per esempio noi quest'anno a Lido di Venezia, isola splendida che ha un sacco di meravigliosi impianti sportivi, faremo il golf, al circolo del golf, faremo il tennis a Cadel Moro, faremo il canottaggio circolo, al club San Marco e anche al club di Adora e faremo il karate, il basket, il calcio al calcio Nettuno e faremo anche un prova allo sport sia di vela che di voga alla veneta perché dobbiamo insegnare a chi viene da fuori che c'è anche la voga alla veneta e faremo l'open water, cioè il nuoto in acque libere. Lo faremo nello spazio del Blue Moon a Venezia Spiagge insieme con altri atleti che partecipano alla Venice Open Water, nel senso che questa è una manifestazione dove noi inseriremo 50 nostri atleti insieme ad altri più di 300 atleti che si sono iscritti appunto a queste gare di nuoto in acque libere, che vuol dire dagli 850 ai 2000 metri e passa, insomma, in acque libere, appunto, in mare, non tanto aperto, ma insomma davanti alla spiaggia, ecco. Questo è Molte quanto a discipline, livello di quindi. sport. Molte discipline, ma non solo, perché poi a noi piace che questa sia un'occasione anche di festa, soprattutto il fatto che le famiglie si conoscano, che gli atleti possano conoscersi tra di loro, per cui ci sarà una serie di attività, di opportunità che andremo a proporre, al di là del prova allo sport, che appunto gli atleti che non stanno facendo una gara possono andare a provare in questi due luoghi, ma abbiamo anche la cerimonia di apertura che sarà il sabato 10, cerimonia che è come tutte le nostre cerimonie in stile olimpico, quindi col cerimoniale olimpico, con la fiaccola portata dai runner della Polizia di Stato che arriveranno dalla laguna e arriveranno lungo tutto il Gran Viale fino ad avanti al Palazzo del Cinema, perché è lì che faremo la cerimonia di apertura. I nostri atleti faranno il red carpet e poi si siederanno e godranno insieme a tutti quelli che vogliono partecipare di una bellissima ed emozionante cerimonia di apertura che coinvolge degli artisti, che coinvolge cantanti, coro, insomma tante belle cose che insomma
vogliamo assolutamente offrire a chi viene a vederla, insomma, ecco. Oltre a questo, il sabato pomeriggio avremo anche un piccolo programma salute, ci sarà l'associazione diabetici che proverà gratuitamente la ricerca della glicemia nel sangue per tutti quelli che vogliono fare questo piccolo esame. Poi avremo i fisioterapisti di Fisiosport che invece controlleranno gratuitamente la postura dei nostri atleti e saranno prodighi di consiglio dove c'è necessità, insomma, ecco, questa è una delle tante cose che andremo a proporre. Il tutto all'insegna di una parola, inclusione. Assolutamente sì, sì, assolutamente sì. Infatti la cosa bella è che noi ormai da mesi abbiamo coinvolto le società sportive che ci stanno ospitando in un progetto che fa sì che appunto queste società con i loro atleti, i loro soci, i loro tecnici possono effettivamente vivere questa esperienza da vicino, aiutando i nostri atleti, divertendosi con loro, supportandoli, proprio per far sì che da una parte i nostri atleti possano godere di questa, insomma, di questa accoglienza, ma dall'altra parte anche che questi atleti di queste società sportive possano vivere, insomma, questo momento di conoscenza di persone con disabilità che però sono in grado di comunque praticare lo stesso sport che praticano loro e magari anche a volte in maniera non dico migliore, ma insomma anche a grandi livelli. La cosa bella nel nostro movimento è che noi organizziamo gare per tutti i livelli di abilità, così come nel nuoto noi abbiamo il nuoto in acque libere, quindi con atleti che fanno i 3200 metri in mezzo al mare, abbiamo anche atleti che fanno i 10 metri assistiti in piscina, ma l'importante è dare spazio a tutte le diverse abilità e che ognuno trovi qualcuno con cui confrontarsi per vincere la medaglia, per gioire di questo confronto e così via, per stare in compagnia anche. Certo, lei prima parlava di Voga alla Veneta giustamente per far conoscere anche questa disciplina sportiva, però ricordiamo che non è, anche se si svolgerà a Venezia, o meglio al Lido, non è un evento prettamente locale. No, no, diciamo che questo dice il discorso del Play the Games, diciamo che è un evento a livello nazionale, noi avremo degli atleti che vengono addirittura dalla Calabria, insomma da tutta Italia. La cosa della Voga alla Veneta è nata un po' anche perché noi siamo ospiti di questo Club Nautico San Marco, dove appunto il presidente Gianluigi Fonger, il cui papà e il cui zio insomma erano re del Remo e quindi diciamo che purtroppo il papà è anche uno dei re del Remo l'anno scorso, Ciacci, sono morti tra l'altro a pochi giorni di distanza, però ci sono gli altri due, l'altro Palmiro Fonger e Crea, che saranno sicuramente presenti insieme probabilmente a due regine del Remo e insieme a tutti gli altri vogliono insegnare cos'è la Voga alla Veneta, insomma, e quindi faranno anche questa esperienza. Chiarissimo. E dunque per averci illustrato in maniera direi esaustiva l'evento Play the Games, ringraziamo di cuore Elisabetta Pusiol, direttore regionale di Special Olympics, per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi.